Buongiorno a tutti, anzi ragazzi, buonasera a tutti. Ecco qua la previsione per le ore 19. Quindi questo è quello che si aspetta per le ore 19. Quindi mancano pochi minuti, sono le 18:26, quindi non è che manchi molto. Come potete vedere, ragazzi, il mare è concentrato soprattutto, sulla Calabria, dove è allerta rossa. Ciao avvocatella. Quindi come potete vedere c'è ancora maltempo da Salerno a scendere giù, quindi sulla Sicilia no, è ben passato il maltempo, invece ancora su Piemonte e Lombardia, ma anche Friuli Venezia Giulia diciamo è ancora maltempo, come potete vedere, eccolo qui sopra. Poi giustamente anche il lato Adriatico, come potete vedere, queste piogge, e poi da Bari fino a scendere alla punta, della Puglia e della Calabria è allerta rossa, come potete vedere sul lato, Bari, Taranto, Reggio Calabria. Solo la Sicilia si salva, la Sardegna si è salvata, non ci sta nulla. Quindi questo è per quanto riguarda le ore 19. Poi ho fatto quella delle 23 ed eccola qua, ragazzi, ancora maltempo, come potete vedere. Non è cambiato quasi nulla, sempre su Lombardia e Piemonte maltempo, quindi su Firenze lato mare, quindi sull'Abruzzo. Poi il lato della Puglia da Lecce a scendere giù, quindi sulla Sicilia nulla, quindi questa è e poi ci sta questa bella nuvolina vicino nel Lazio, quindi anche lì vedendo, questi pallini rossi sono allerte rosse, come ci sta pure qui, e diciamo qui è arancione più o meno, sì, sì, non è rosso, no. Quindi Sardegna, le due isole non ci sta nulla di che, ci sta solo il lato della Puglia, qui Taranto, Lecce a scendere giù, quindi già Salerno, Napoli, qualche che qui dovrebbe essere più o meno Gioia Taura, quindi molto giù, quasi alla fine dello stivale. E in Piemonte c'è maltempo, vedi, eccolo qui, sta qua, vedi? Allora, Piemonte e Lombardia. Mentre in Friuli Venezia Giulia è passata alle 23, quindi è solo per le ore 19. Che poi le ore 19 è così, guarda. Eccolo qui, sempre Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, se vuoi vedere, ecco qua. Ma la maggior parte, ragazzi, è qui sotto, che è maltempo proprio. No, no, adesso sta piovendo normale. Non è allerta perché Salerno, mo ti dico io, sto qui. Vedi? Qui sta Salerno, quindi è normale, vedi, è solo azzurro, quindi è passato il maltempo a noi. Però sta piovendo fine fine, poco poco. Diciamo che l'allerta rossa è da Bari a scendere giù, vedi? Ma secondo me farà freddo a finale, quindi dicono tutti quanti la neve, la neve, la neve. Secondo me, a parte che al nord c'è sempre stata, poi se arriva il famoso Burian, allora coinvolgerà pure forse noi. Quindi dobbiamo aspettare ancora per questo. Quindi per adesso, vedete, ci stanno qui sulle Alpi qui la neve. Quindi adesso già incomincerà, ho visto che aumenterà il bel tempo, quindi adesso ci sarà anche un pericolo, di valanghe perché la temperatura tenderà a salire un poco. Questa è quella delle 19, questa qui. Questa l'ho presa dal satellite. E poi c'è quest'altra qui che l'ho scattata, questa alle 23. Non cambia quasi nulla in effetti, il maltempo sempre si mantiene nel sud Italia come vedi, è sempre su Piemonte e Lombardia, però alle 19 anche il Friuli Venezia Giulia, mentre
diciamo, no, no, nessuna allerta, no, no, no. In effetti un po' di allerta ci sarebbe sul lato, diciamo, di Torino, verso Carmagnola, da questa parte qui, vedi? Io mo conosco bene Torino, il Piemonte, voglio dire. Quindi diciamo che questo arancione rosso è verso le zone di Carmagnola. Poi su Milano e sulla Lombardia in generale è maltempo, quindi diciamo poi ci sta questa allerta rossa qui nel Lazio e nell'Abruzzo, quindi sta un po' di qua, un po' di là, però là a finale tutta l'allerta rossa, vedi, è giù, da diciamo della Puglia, in effetti Puglia e Calabria, anche se la Calabria sarebbe questa qui, quindi come potete vedere è solo per la Puglia, lo stivale della Puglia. Invece poi le 19 adesso è pure su un po' della Calabria, Bari, Taranto, Lecce e scendere sempre giù. Quindi poi penso che domani penso che sia un giorno normale. Dopo aspetto un paio di ore mentre si aggiorna il server e farò diciamo quella per domani più tardi, verso le 8, 8 e mezza. Faccio perché stavano in aggiornamento, faccio pure quella per domani, diciamo lunedì 25. Ciao Carolina, buonasera. Quindi, come aggiornano, che stavano aggiornando, ci mancava una mezz'ora per quella di domani, perché questo è in tempo reale, ragazzi. Ma secondo me domani già sarà passato, quindi ho visto questa delle 23, guarda, pare che sta, diciamo, andando via, quindi questa perturbazione scenderà giù. Poi dobbiamo vedere domani che succede qui, se però perturbazioni sia a destra che a sinistra non ce ne sono, stanno solo delle nuvole. Sì, sì, l'albero l'ho fatto io, sì, sì. Ciao Olivia, buonasera. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Per il momento questa è delle 23 e questa qui è delle ore 19, cioè quella di adesso. Ciao Castello, vedi il tuo Piemonte, ci sta, ed è bello come sta, ho messo male. Grazie. Quindi in effetti il Piemonte, ragazzi, questo è quello delle 19 insieme alla Lombardia e Friuli Venezia Giulia qui. Poi ci sta questo qua delle 23. Quindi potete vedere che sul Piemonte, quindi sul lato di Carmagnola, ci sta tipo questa allerta arancione rosso. Quindi da questa parte qui ci sarà, c'è, no, perché lo so perché ci sono stato. Ah, crollato viadotto e là ci sono passato sai quante volte col camion. Quindi qua ci sta Carmagnola, ragazzi. Lo so perché ci sono stato 5 anni. No, no, è un albero che ho comprato, diciamo, finto, no, no. Però è quello, di quelli là realistici, sai, quelli là che sembrano quasi veri. È piccolino, però è bello compatto e è reale quasi, diciamo. Ma è ancora presto, guarda ragazzi, le temperature pure qua stanno ancora alte, quindi ancora perlomeno a sud ancora 16-17 gradi. Quindi per il momento st'ondata di freddo che avevano previsto per ora non è arrivata, anche se le temperature, ragazzi, non è che stanno dappertutto. Diciamo, già se vediamo Torino, faccio l'esempio, media Torino, vedo le temperature un attimo. Allora, domani, vediamo domani che mi dice 10, minima 6, massima 10. Quindi più o meno a nord è questa, diciamo, la temperatura, più o meno sui 10 gradi. Milano 12, questa è, diciamo. Allora andiamo dove andavo sempre in Val d'Aosta, 9, allora, Val d'Aosta, domani, vediamo, già domani aumenta, vedi, 12, massima e minima 6, quindi stanno in aumento, ragazzi. Di solito io andavo qui, facevo sempre un sacco di freddo perché ero vicino. E sul lato della Calabria e della Puglia, è lì. Quindi come vedi nel finale, queste sono le ore 23, ti faccio vedere le ore 19. Eccolo qua.
vedi il lato diciamo da Bari, Taranto, Lecce e Calabria, quindi tutto il finale dello stivale. Quindi lì le temperature ragazzi più o meno sono normali ancora per il momento. Voglio vedere a Trento, a Trento 10 gradi, quindi vedete più o meno è così dappertutto. Allora, fammi vedere Udine per Sfizio, Udine. Udine 13 gradi ragazzi, quindi stiamo là a finale. Diciamo che sopra stiamo dai 10, dagli 8 ai 13 gradi, invece a sud stiamo fino a 17-18 gradi ancora, quindi è questa. Allora ti dico subito, Verona 13 gradi, adesso 13, quindi più o meno normale, niente di che. Quindi come vedi non ci stanno temperature 5, 6, oppure ho messo, voglio mettere pure Bergamo che è proprio quello più che dovrebbe fare, ma ho messo pure Val d'Aosta, non è 12 gradi. Sì, 12 gradi a Bergamo, quindi come potete vedere ragazzi, le località dove dovrebbe fare freddo, diciamo, sono ancora più o meno dai 10 gradi a salire, 10, 12, 13, questo è, ma non di più. Ciao Mastello, ciao. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, dopo faccio il video più tardi verso le 8:30 per quello diciamo del meteo per domani, perché voglio prendere giusto quello lì aggiornato, quindi vediamo che succede domani. Non lo so perché stavano aggiornando il server, avevano scritto 30 minuti e aggiorneremo la situazione per domani, quindi beh, faccio il video verso le 8:30 così sono molto molto più sicuro, quindi ci mancherà poco perché quando ci mancano poche ore al giorno dopo, quindi è attendibilissima al 90%, quindi più mancano meno ore, più è attendibile. Vabbè, buona serata ragazzi, vi auguro un buon proseguo e ci sentiamo dopo, dai.